buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Lampedusa, mai così tanti, più di 4.000 migranti ospitati all'hotspot di Contrata Imbriacola, grido d'allarme del prefetto di Agrigento, il sindaco Mannino, venga Meloni a trovare una soluzione. Nell'isola stamattina il ministro Urso ha visitato il centro di accoglienza e a Telecolor dice intervenga l'Europa. Al porto di Catania intanto attracca la nave Dattilo con poco meno di 400 profughi trasferiti all'ex hub di Via Forcile, stanchi e affamati in attesa di una nuova destinazione. Stupro di gruppo, il segreto del branco custodito nei telefonini dei 7 arrestati, oltre 10.000 interazioni in chat, gli investigatori lavorano alla ricerca di altri indizi, intanto continuano le manifestazioni di associazioni e cittadini nel centro storico di Palermo. Quando una donna dice no è no, in un videomessaggio l'urlo dei giocatori di pallamano della Silver. Controesodo, traffico sostenuto nelle autostrade e dal pomeriggio file previste in ingresso nelle città, code agli imbarchi nei porti di Palermo e Messina. Morgan insulta il pubblico a Selinunte e il Festival della Bellezza diventa della Bruttezza. Gli avevano chiesto un omaggio a Battiato in una serata tra l'altro dedicata al maestro di Milo e lui ha replicato mi avete rotto il eccetera eccetera. Calcio, il Catania prepara a Ragalna l'esordio in campionato, sul mercato in partenza Giovinco, in arrivo un centrocampista. Serie B, Palermo, doppio colpo in entrata, arrivano Henderson e Di Francesco, quest'ultimo decisivo in Serie A contro la Lazio domenica scorsa. E come avete sentito dai titoli, a Lampedusa sbarchi senza sosta. Oggi la visita del ministro Urso che lancia un appello all'Europa. Ci aiuti, dice a Telecolor, la situazione è ormai insostenibile. Nell'hotspot più di 4.200 migranti. Luca Ciliberti. Lampedusa sta vivendo un periodo di sbarchi senza precedenti. Ieri è stato raggiunto il record di 53 barchini approdati nell'hotspot dell'isola. I migranti hanno superato quota 4.200 e in nottata ci sono stati altri 4 sbarchi. Polizia e Croce Rossa portano avanti le pre-identificazioni e non ci sono momenti di esasperazione da parte dei migranti perché assistono a sistematici trasferimenti. In visita al centro di accoglienza è arrivato il ministro per le imprese del Made in Italy Adolfo Urso, in vacanza da qualche giorno a Lampedusa, accompagnato dal prefetto di Agrigento Filippo Romano e dal sindaco delle Pelagie Filippo Mannino. L'Europa non può lasciare l'Italia a fronteggiare da sola questo fenomeno straordinario di migranti che vedono in Lampedusa la porta d'accesso in Europa. Il governo è già intervenuto in maniera efficace ed altro potrà farlo nelle prossime settimane in maniera compiuta anche per consentire all'isola di svilupparsi come deve e merita nel settore turistico e della pesca, nel cuore del Mediterraneo. La banchina del Molo Favarolo intanto è invasa da taniche di carburante, quelle che vengono portate via dai barchini lasciati alla deriva, ma anche di vestiti, scarpe e coperte termiche, rifiuti che si accumulano ad ogni approdo. Accanto al molo, in acqua, ci sono numerosi barchini che sono in attesa di essere rimossi. In questi giorni c'è stato un bel tempo e sono aumentati gli sbarchi, ora c'è brutto tempo e quindi si spera che diminuiscono, però sappiamo pure che il brutto tempo porta anche alle catastrofi e quindi porta ai naufragi, quindi dobbiamo aspettarsi anche queste tragedie che si possono sicuramente evitare, cercando di collaborare anche con le ONG, ma le ONG vengono purtroppo bloccate, fermate. E se lo scorso anno nello stesso periodo i migranti giunti sulle coste italiane erano 52.000, oggi sono più di 107.000, più del doppio. E sono quasi 400 i profughi arrivati a bordo della nave Dattilo ieri sera al porto di Catania. Stanchi e affamati sono stati accolti dalla Croce Rossa e dalla polizia. Adesso si trovano nell'ex hub di Via Forcile in attesa di essere trasferiti. Simona Mazzone. Si trovano tutti qui all'ex hub di Via Forcile, vedete l'ingresso alle mie spalle, i 373 migranti arrivati a bordo della nave Dattilo. Sono tutti uomini e tutti loro sono stati già identificati. Sono arrivati stanchi ed affamati al porto di Catania a bordo della Dattilo. Li hanno accolti Croce Rossa e forze dell'ordine. Stanno tutti bene, anche se provati dal viaggio in mare. How are you? Fine? Fine? Fine. Ok? Okay.
Appena accolti sono stati rifocillati con cibo e acqua dagli uomini della Croce Rossa, poi controlli. Alcuni di loro, ci riferisce il presidente etneo Stefano Principato, per maggiore sicurezza sono stati accompagnati all'ospedale San Marco, visitati e subito dimessi. Nessuna situazione critica appare al momento. In ogni caso in via Forcile è presente una postazione con medico e infermieri. A garantire la sicurezza sul posto gli uomini della polizia. C'è anche Frontex per la gestione dei migranti e per l'accoglienza. Qui i profughi, molti dei quali minorenni, restano qualche giorno, 2 o 3, in attesa che la prefettura, per decisione del Ministero dell'Interno, ne decida il trasferimento. Oltretutto, nella struttura erano già presenti altri 190 immigrati provenienti da sbarchi avvenuti in precedenza. E adesso voltiamo pagina. Il segreto del branco custodito nei telefonini dei 7 arrestati. Gli inquirenti lavorano alla ricerca di altri indizi. Intanto continuano le manifestazioni di associazioni cittadini nel centro storico di Palermo. Marco Gulla. I segreti e i misteri della notte del 7 luglio del Foro Italico a Palermo, la notte dello stupro di gruppo, sono tutti rinchiusi nei telefoni, tablet e computer degli arrestati. Più di 10.000 interazioni nei giorni immediatamente precedenti e in quelli successivi alla violenza sessuale. Gli inquirenti sono al lavoro per fare chiarezza. Le app come WhatsApp e Telegram, usate anche per la condivisione delle clip video della violenza sessuale, sono il mare dove navigano gli investigatori alla ricerca di dettagli e indizi per capire anche chi, nella violenza di gruppo, ha avuto un ruolo più forte. Intanto riecheggia ancora lo sfogo della vittima che su Instagram ha puntato il dito contro chi ha criticato il suo modo di vestire e i suoi video. Me ne dovrei fregare, ha detto, ma non lo dico per me, di non sparare stronzate. Più che altro si è andata a scrivere cose del genere, ragazze a cui succedono cose come me e fanno post come me, potrebbero suicidarsi. Ieri sera nuova manifestazione lungo il centro storico. Il corteo che ha attraversato le strade e la movida dove si è consumato lo stupro è stato organizzato dall'associazione Non Una di Meno. Una marea rumorosa e impetuosa sta agitando le strade della città, dicono le organizzatrici. Una nuova e immediata risposta allo stato attuale in cui vediamo il patriarcato insinuarsi velocemente. Cori e slogan dietro i manifesti, su tutti, ti dissi no, ti ho detto no, diventato il motto di questi giorni. E si schiera contro la violenza la squadra di pallamano di Serie A, la Silver del CUS Palermo, e lancia in rete un video rivolto soprattutto ai coetanei. Quando una donna dice no, è no. La solidarietà passa attraverso lo sport e la squadra di pallamano di Serie A Silver del CUS Palermo si schiera contro la violenza dopo i recenti brutali fatti al Foro Italico. Ma non solo, perché purtroppo quello non è un caso isolato e giornalmente ne emergono ancora tanti, troppi. In un video diffuso sul web, con le magliette a rappresentare i colori della squadra e volantini stretti tra le mani, è chiaro il messaggio no e no da parte dei giovani atleti che condannano ogni forma di violenza sulle donne. Un no è un no, anche se ha la una volta. Un no è un no, anche se ha bevuto. Se dice no è no, anche se ha avuto altri ragazzi. Un no è un no, anche se prima dice sì e poi cambia idea. Perché noi tra le vostre braccia vogliamo solo sentirci protette. Ed è attraverso lo sport, sano simbolo di regole e disciplina, che proprio questi giovani spiegano senza mezzi termini ai coetanei che un no è un no, che una donna non è merce o carne da macello. E cambiamo decisamente argomento. Ultima giornata da bollino rosso in questo weekend, da controesodo estivo, code soprattutto agli imbarchi di Messina e Palermo. La maggior parte dei mezzi è attesa dalla seconda metà del pomeriggio, dove è previsto un intensificarsi del traffico nelle autostrade e in ingresso nelle città. Maglio Viola. Traffico contenuto sulle strade e autostrade siciliane in quella che viene indicata come l'ultima giornata da bollino rosso per il controesodo estivo. Il rientro dalle vacanze sembra procedere in maniera ordinata sulle strade, un po' meno agli imbarchi dei porti siciliani. Caos sabato sera lungo la via Francesco Crispi a Palermo. Le lunghe code per imbarcare i mezzi sulle navi dirette a Napoli, Civitavecchia, Livorno e Genova hanno paralizzato il traffico fin dalla seconda metà del pomeriggio e fino a sera. Analogo traffico è atteso per le prossime ore. Traghetti ogni 20 minuti dagli imbarcaderi di Messina e code inevitabili con le file di auto che vengono smistate dagli addetti in base alla prima nave disponibile. Il traffico su strada invece è principalmente indirizzato verso Messina nella zona orientale dell'isola attraverso la A18 e la A20 e verso Palermo nella zona occidentale attraverso la 19 e la 29.
Nella seconda metà del pomeriggio poi è atteso un altro traffico di rientro dalle vacanze, quello dei gitanti della domenica, che si aggiungeranno ai siciliani che sono rimasti nell'isola per trascorrere le vacanze nelle ville al mare o nei resort vicino casa. Si tratta di traffico in direzione delle grandi città e di possibile rallentamento all'ingresso dei capoluoghi. Nel complesso 11 milioni i veicoli in movimento in questi giorni in Italia, poco più di 1 milione lungo le strade dell'isola, che conta il maggior traffico su nave. Spostamenti accompagnati dal caldo torrido, ancora oggi temperatura sopra la media, che scenderanno soltanto da lunedì, anche se le piogge previste da nord fino in Calabria sfioreranno soltanto la Sicilia. E a Messina, oltre al traffico, c'è anche la crisi idrica per la zona del centro-nord a causa di alcune perdite nella condotta. Diverse le proteste dei cittadini, il Codacons annuncia un ricorso e l'AMAM risponde con il progetto di riqualificazione della condotta da 21 milioni di euro. Francesco Triolo. 3 giorni di grande crisi, almeno per la zona centro-nord della città, acqua razionata, scaglionata, un paio d'ore al giorno, nemmeno il tempo di riempire i serbatoi, ma solo per i più fortunati. Le proteste dei cittadini sono state diverse, hanno confermato le criticità della distribuzione dell'acqua a Messina, polemiche che sono state innescate anche dall'opposizione, che ha sollevato il caso delle forniture concesse a Giardini e Taormina nell'ambito di un accordo precedente. A soffrire di più della mancanza di acqua sono state zone del centro, dei villaggi a nord, sino a Ganzirri e Torrefaro, dove l'acqua, nelle migliori delle ipotesi, veniva fornita sino alle 14, ma in diversi quartieri ci si fermava alle 12 o anche alle 8. Da domenica mattina praticamente il serbatoio è vuoto, non arriva neanche un filo di acqua. Già l'acqua non arriva di suo nei periodi normali, perché probabilmente l'afflusso che arriva dai serbatoi è basso, quindi da sola l'acqua non riesce ad arrivare ai piani alti, abbiamo bisogno del motorino. Ma quando non ce n'è, anche se loro ne mandano un pochino in versione ridotta, diciamo ridotta, il motorino non ce la può fare. Io giustamente ho 2 bambini pure a casa, una famiglia, non posso neanche cucinare perché i piatti non le posso fare e sinceramente sono seccata, sinceramente neanche un goccio di acqua. Già se ne va naturalmente, ora in 5 giorni neanche un filo. Un razionamento di acqua deciso a tavolino e contestato dal Codacons, che ha presentato un esposto all'ARERA per verificare la congruità del costo delle bollette e chiedere un risarcimento in fattura. Sostanzialmente il rapporto tra l'AMAM e il cittadino altro non è che un rapporto di diritto privato, quindi c'è un contratto di somministrazione e l'AMAM è tenuto a garantire determinati standard e una fornitura di acqua continua. Così non è, questo quindi comporta la necessità di fruire degli autoclavi, quindi c'è un costo di energia elettrica e quindi questo è il danno che l'AMAM causa ai cittadini, che dovrebbe essere indennizzato. Peraltro ci sono stati dei precedenti, ne ricordo uno in Sicilia contro l'EAS, in cui è stato chiesto proprio un indennizzo a causa della limitata erogazione di acqua. Ma quanto avvenuto negli ultimi giorni ha accelerato l'iter di partenza dei lavori per la modernizzazione della condotta idrica in città, le cui tubature risalgono ormai agli anni 60. Lavori che partiranno nei prossimi mesi e andranno avanti sino a buona parte del 2025, che prevedono 3.700 interventi di riparazione del sistema idrico, con un impegno di spesa da 21 milioni di euro e l'obiettivo di ridurre la perdita di acqua, che si attesta al 43%. 2 incendi sono divampati nella zona del Trapanese, uno nel vallone che costeggia l'aeroporto di Birgi, ma al momento i voli sono regolari, l'altro nella zona di Contrada Costa ad Alcamo, e qui i residenti hanno abbandonato le abitazioni. Le fiamme hanno investito un capannone, la strada statale 119 di Gibellina è temporaneamente chiusa ad Alcamo in entrambe le direzioni. Stanno intervenendo gli operai dell'ANAS e sono in azione i vigili del fuoco e i forestali. I vigili del fuoco, che è un'agenzia dell'ultima ora, sono in azione anche a Giacalone nel Palermitano, vicino Monreale, per spegnere le fiamme appiccate alla macchia mediterranea e ai cumuli di immondizia. Stanno intervenendo anche alcune squadre per limitare i danni e proteggere le aziende agricole. La giornata oggi è particolarmente calda e certo questo non aiuta. Adesso c'è la pubblicità. E rieccoci dopo la pubblicità. Andiamo a Selinunte al Festival della Bellezza. L'artista Morgan, fuori controllo, insulta il pubblico che chiedeva in concerto un omaggio a Battiato in una serata, tra l'altro, dedicata al grande cantautore di Milo. Ma sono un personaggio! Andate a vedere Marrakesh, andate a vedere Fedez, vai a fare il culo, frocio di merda!
Non ha esitato ad apostrofare uno spettatore venuto per seguire la sua esibizione con un insulto omofobo, gridato più volte. Eccolo Morgan mentre rivolge parolacce e invettive senza controllo verso il pubblico durante il suo spettacolo al parco archeologico di Selinunte. Siete proprio stupidi, la società è una merda fatta da gente come voi. State zitti, basta, avete rotto il cazzo, ho dei sentimenti, coglioni! Quella dell'artista lombardo al Tempio di Era, Selinunte, doveva essere una lezione concerto dal titolo Battiato, segnale di vita e di arte, a chiusura del Festival della Bellezza dopo le lezioni di Massimo Cacciari e Umberto Galimberti. Lo spettacolo a pagamento è iniziato con quasi 40 minuti di ritardo e dopo aver suonato alcuni dei suoi brani, l'ira dell'artista si è scatenata non appena qualcuno dal pubblico avrebbe detto «sei fuori tema», chiedendogli di cantare alcuni brani di Franco Battiato, cui la serata era dedicata. Ma tu cosa c'entri con Battiato? Ma te cosa c'entri? Ma è certo che è ovvio che uno con... Ma che vuoi? Canta e stop? Ma tu, scusate, ma cioè... Canta e stop! Ma... gente senza dignità! Canto solo se ve lo meritate! Sia chiaro! E se io sto bene, se ho un'emozione tale per cui mi piace la bellezza, mi piace... Ma smettila! Senti quello che ho da dire! Senti quello che ho da dire! Imbecille, ignorante, senti quello che ho da dire. Dalla platea sono arrivati i fischi e l'invito di chiudere il caso, ma così non è stato. Il concerto si è trasformato in una lunga scia di volgarità e imprecazioni che ha di fatto macchiato la bellezza dei luoghi. Il festival stesso dedicato alla bellezza senza avere il rispetto per le persone che erano presenti e che avevano pagato il biglietto. Alla fine, dopo l'acceso scontro verbale, Morgan ha cantato un paio di brani di Battiato prima di concludere lo spettacolo. Canto solo se ve lo meritate, sia chiaro! E se io sto bene, se ho un'emozione tale per cui mi piace la bellezza, mi piace... Ma smettila! Senti quello che ho da dire! Senti quello che ho da dire! Imbecille, ignorante, senti quello che ho da dire! Eleganza e pacatezza che speriamo non diventino un caso di emulazione. E intanto il Festival di Selinunte si dissocia e si rammarica per il turpiloquio di Morgan, lo comunicano gli organizzatori. Adesso c'è la pubblicità. Rientro dalla pubblicità. Ed eccoci di rientro dalla pubblicità, parliamo di sport di calcio. Il Catania prepara Ragalna all'esordio in campionato, Tabiani prova schemi e interpreti, sul mercato in partenza Giovinco, in arriva un centrocampista, l'ex del Crotone Mazzotta intanto suona la carica in vista del confronto con i calabresi. Marco Carli. Il Crotone nei pensieri c'era già da tempo, ancora di più adesso a 5 giorni dal match casalingo che vedrà gli etnei opposti ai calabresi per la prima giornata del campionato. Appuntamento importante per vari motivi. All'ovvietà dell'esordio si aggiunge la caratura dell'avversario e l'attesa dimostrata dai numeri della campagna abbonamenti che c'è in città. Dopo gli ultimi test non certo positivi e dopo gli importanti colpi di mercato c'è tanta voglia di scoprire di che pasta è fatto il nuovo Catania di Tabiani. Antonio Mazzotta non ha dubbi. Stiamo lavorando già da un mese e mezzo, i meccanismi adesso si cominciano a vedere, la palla viaggia più velocemente, stiamo capendo, non vogliamo trovare alibi, noi sicuramente arriveremo a venerdì che sappiamo quello che dobbiamo fare in campo. Il difensore, un ex di turno a Crotone, ha costruito pagine importanti di carriera con una promozione in A e a Catania anche per spingere il gruppo con la sua esperienza. Sì, però ci sono tanti altri giocatori importanti in rosa, la società, il direttore stanno allestendo una grandissima squadra, hanno portato dei giocatori importantissimi, perché quest'anno non sarà un campionato facile, sarà un campionato difficile, quindi se non diamo tutti 100% è dura. Mercato a Ragalna, il vicepresidente Grella, il direttore sportivo Laneri e anche Marc Bresciano studiano ogni mossa dei giocatori. A proposito, Rapisarda ha girato a parte per un colpo alla caviglia, ma c'è fiducia per il suo recupero. A parte anche Giovinco che è destinato a partire presto, De Luca per il momento resta se non arrivano proposte e poi c'è la corsa al centrocampista, la mezzala sinistra che manca per completare l'organico. L'unica entrata al momento prevista. Il 1° settembre si chiude il mercato e si gioca Catania-Crotone. Il conto alla rovescia è partito. E in Serie B il Palermo continua il lavoro in vista dell'impegno di Reggio Emilia di martedì. Doppio colpo in entrata, arrivano Henderson e Di Francesco, decisivo in Serie A contro la Lazio domenica scorsa. Marco Gullà.
Motori riaccesi, il Palermo guarda la sfida di martedì a Reggio Emilia contro la Reggiana. Corini insiste in larga parte con la formazione che ha pareggiato sul campo del Bari, in attesa ovviamente dei nuovi arrivi. La grande novità è il debutto di Lund, che si prende la fascia sinistra della difesa in attesa del pieno recupero di Aurelio. Il sistema di gioco è sempre il 4-3-3. In avanti, insieme a Capitan Brunori, ci dovrebbero essere ancora Insigne a destra e Di Mariano sulla sinistra. Soleri e Mancuso vanno in panchina pronti a entrare a gara in corso. Mercato, il Palermo piazza altri 2 colpi, Henderson per il centrocampo e Di Francesco per l'attacco. Il primo ha già svolto le visite mediche e si legherà al Palermo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Diverso invece il discorso per il secondo, per il quale si dovrà aspettare qualche ora in più, essendo stato convocato dal Lecce per il match contro la Fiorentina. Di Francesco arriva a titolo definitivo per una cifra intorno ai 2 milioni di euro. Palermo che ha fatto anche un sondaggio per Florenzi del Cosenza. È tutto, il telegiornale torna più tardi, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.